Questa fiera, che è il quarto anno e che abbiamo visto crescere di anno in anno, anche quest'anno ha delle particolarità che meritano di essere vista grazie alle imprese che qui hanno voluto esserci, nasce nel 2019 con una coincidenza. Noi facciamo la prima edizione, poi dopo qualche mese vengono assegnati i Giochi Olimpici di Milano Cortina. E quindi Horeca diventa un prodotto assolutamente strategico per l'arco alpino, per la montagna, ma non solo, perché via via stiamo vedendo che si sta allargando e sta coinvolgendo sempre più tutti gli operatori di settore. Non dobbiamo dimenticare che l'industria turistica in Veneto è la prima industria. Quest'anno abbiamo una grande novità, nel senso che con gli operatori di settore abbiamo voluto e deciso di aprire la domenica anche al pubblico, in modo tale che il territorio, il prodotto turistico che noi vendiamo possa essere raccontato. Dopodiché che cosa si può trovare qui dentro? Qui dentro, quando si parla di bar, ristoranti, alberghi e in senso più ampio di turismo, c'è una risposta completa, c'è la risposta innovativa, quindi con le ultime anche innovazioni, dove io credo un quartiere fieristico debba sempre puntare nel far conoscere delle nuove cose. Abbiamo introdotto una cosa a cui tengo molto, l'importante tema dell'inclusività nelle nostre strutture alberghiere. Voi sapete che oltre alle Olimpiadi ci saranno un mese dopo le Paralimpiadi. E devo dire che questa è forse la fiera che è più cresciuta in questi ultimi anni, perché sicuramente questo è un tema estremamente di attualità e che ci vede sempre più vicini ad un appuntamento che per il nostro territorio è sicuramente strategico e soprattutto ha una grandissima prospettiva anche post-olimpica. Quindi da parte mia un grazie agli espositori che credono in noi, che credono in Longarone Fiere in un momento sicuramente non facile, che però ha avuto sicuramente la parte più significativa nell'approvazione da parte dei soci pubblici dell'aumento di capitale che dà futuro e rilancio a questo ente. La presenza del Fondo Comune di Confine è in qualche maniera una collaborazione che si è creata tra provincia e tutti gli enti che sostengono la fiera di Longarone. Ripeto, l'ho detto anche nell'intervento ufficiale, è solo l'inizio di una serie di iniziative e di momenti dove noi dovremmo in qualche maniera valorizzare questo importante centro fieristico, ma anche dal punto di vista della recettività, dell'accoglienza. Il mio obiettivo prossimo è quello di vedere dentro la fiera di Longarone un grande hotel, ad esempio, che è in funzione dell'evento Olimpiadi, ma sarà anche in funzione nei prossimi anni di un momento di raccolta, di promozione del turismo della provincia di Belluno. E poi nel passaggio che ho fatto massima attenzione alla formazione, a tutto quello che riguarda la formazione dei cuochi, dei camerieri, dei responsabili di hotel e tutto quanto, perché il vivaio deve essere mantenuto forte per avere strutture forti. Beh, siamo Horeca perché siamo nati assieme all'Horeca, abbiamo cominciato dal primo anno a fare questa fiera. Questo stand è uno stand che noi proponiamo a tutti i nostri fornitori, che fanno un'esposizione dei loro prodotti. Vogliamo essere presenti in Horeca perché ci crediamo molto in questa fiera. Ci crediamo molto nel turismo del bellunese e delle valli limitrofe, ma in pratica di tutto il Triveneto dove noi operiamo. Essere qui per noi è un momento importante. Investire nel nostro settore non significa solo crescere come azienda, ma contribuire allo sviluppo del territorio bellunese. Crediamo che l'innovazione passi anche da qui, dal cuore della nostra comunità. Come diceva Henry Ford, mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. E noi vogliamo lavorare insieme con i nostri partner e clienti per costruire un futuro più forte per tutti. La fiera è il modo migliore per incontrare la nostra clientela e per fargli assaggiare, oltre che illustrare i nostri prodotti, la fiera è l'occasione migliore. Portiamo dei prodotti, l'ho detto anche prima, che vanno incontro a delle problematiche che ci sono nel settore ristorazione alberghiero, cioè la difficoltà
di trovare personale specializzato, la difficoltà con aumenti delle materie prime che si ripercuotono poi nei costi, e crediamo che abbiamo presentato una serie di prodotti che vanno incontro a queste esigenze della clientela. La Fiera Eureka è una fiera sulla ristorazione, noi facciamo parte della ristorazione, facciamo pizze, non facciamo altro che pizze. La gara è una gara che cerca di portare su dal Basso Italia qualcosa nel Veneto. Gare nel Veneto non ce ne sono neanche una, le fanno tutte da Firenze in giù. Quindi noi cerchiamo di portare su un po' di innovazione. Il pizzaiolo che viene a fare la gara qua da noi si confronta con altri pizzaioli, vede i suoi sbagli,